Già un buon punteggio qui alla BLM Group Arena. Mishino vicino a sé, si fa Howard, cerca di attaccare sul lato destro, finta di andare a sinistra, poi ancora sulla destra. Così intanto il quintetto in campo con Oliete, Young, Zerini, Williams e intanto Atkins. A proposito di giocatori che devono iscriversi, cerca di sfruttare Jacare Williams, poi allarga per Zerini con un no look. Dell'Osto, ottima la finta anche in questo caso su Conti e buona tripla. A prendersi il campo, Howard si ferma, va centralmente da Wimbush, fa saltare a vuoto Grazulis, poi penetra Wimbush e si appoggia ancora a canestro. Anche il libero 35-41, meno 6, 1:26 da giocare con la JV Napoli che attacca Mishino centralmente, ancora Howard ne prende un'altra. Errore per lui, il secondo dall'arco, forse fallo su Elijah Stewart, ma ancora possesso per la JV Napoli. Gran giocata, la danza di Jacare Williams, un giocatore che nella stagione appunto disputata a Trento ha realizzato il suo season high da Mishino che recupera il pallone e poi la restituisce a Howard. 8 palle perse a testa come vedete nel dato. Howard a casa sua, altra tripla, ispiratissimo Howard. Entra in campo intanto Howard che adesso va fino in fondo alla penetrazione, poi lascia lì per Jacare Williams. Ottima intesa, l'ex evidentemente in difficoltà per ora Atkins. Questa intanto la bellissima giocata a 2, Howard, Jacare Williams che poi si arrampica, prende l'ascensore e va a schiacciare. Queste le varie 5:55 da giocare. Howard vicino, c'è Spagnolo, blocco di Williams. Howard prova a alzarsi dall'arco ancora una volta. Marcatore uscito al posto di Forrai, Grazulis vuole Spagnolo, 1 contro 1 con Howard. Atkins si butta dentro, non c'è il pick and roll, adesso arriva il pick and roll, funziona bene la soluzione a 2 da Williams. Mishino ci pensa un attimo anche lui per la tripla. Elijah Stewart contro Spagnolo, si rinnova il duello, penetrazione tentata da Elijah Stewart che si deve fermare per andare all'arresto e tiro senza troppi se, troppi ma. Howard proprio davanti a Grazulis, ultimi 48 secondi, attenzione a questo attacco importantissimo. Howard anche con il layup di Napoli a non essere andato a tabellone, ma con un solo rimbalzo. Spagnolo allarga per Crawford, mancano 5 secondi, vediamo se c'è questa gioia per Matteo Spagnolo, andando a quota 12 esattamente come Flaccadori. Esultano i tifosi di Napoli, si esulta sulla panchina della JV, stretta di mano tra Pancotto e Molin.